Continua la fase calante della pandemia nella provincia di Padova. I casi attualmente positivi sono scesi di circa 200 unità e sono poco più di 2200, anche se Padova resta in Veneto la provincia con il maggior numero di contagi settimanali. 190 i positivi scoperti tra gli 8531 tamponi eseguiti dall'azienda ospedaliera in una settimana. La fascia d'età più colpita è quella tra i 45 e i 65 anni. Ad oggi sono 47 le persone ricoverate nei vari reparti, 2 giovani donne in ginecologia, 9 anziani in geriatria, 22 in malattie infettive, 4 persone nella terapia subintensiva e 9 in terapia intensiva. C'è poi il neonato in terapia intensiva neonatale. I medici sono ottimisti per il suo percorso di cura. La quasi totalità dei pazienti nelle aree critiche non è vaccinata, mentre i vaccinati ricoverati sono tutti anziani con pluripatologie. Il vaccino è molto importante, è la misura di prevenzione più importante che abbiamo associata ai comportamenti individuali e quindi è fuori discussione l'utilità della vaccinazione. Le persone ricoverate con la vaccinazione effettuata sono persone generalmente anziane con pluripatologie che quindi il virus ha in qualche modo aggravato questo stato, diciamo così, pre-ricovero. Quindi direi che il vaccino sta facendo veramente bene il suo lavoro. Mentre proseguono le sospensioni dei sanitari Novax, i provvedimenti salgono a 101 anche se in 9 hanno scelto di vaccinarsi e sono stati richiamati in servizio. Tra giovedì e venerdì si inizierà a somministrare la terza dose di vaccino al personale sanitario. Parte con la terza dose anche i sanitari sopra i 60 anni o in particolari condizioni di rischio sotto i 60 anni e quindi viene data questa ulteriore possibilità di dose di rinforzo appunto del ciclo. Intanto stanno per essere pubblicati i dati sulla terapia del plasma iperimmune, utilizzato per curare i pazienti Covid soprattutto durante la prima ondata della pandemia, una terapia che ha permesso di ridurre la mortalità del 40%. Abbiamo visto che, che i soggetti sopravvissuti tra la popolazione trattata rispetto alla popolazione generale non trattata della stessa fascia di età sicuramente hanno avuto dei buoni risultati.